Valle Vecchia, azienda pilota dimostrativa di Veneto Agricoltura, capitale delle culture di copertura, delle cover crops, oggi con una giornata speciale. Una giornata speciale in cui si mostreranno non solo le cover crops, le scelte per avere le cover crops più adatte a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, soprattutto quello di aumentare la sostanza organica dei terreni, la fertilità dei terreni, la biodiversità dei terreni per raggiungere gli obiettivi dell'agricoltura conservativa, flessibile, olistica o rigenerativa che vuole contrastare, invertire la tendenza della perdita di sostanza dei terreni, ripristinando una buona fertilità dei nostri terreni. Le cover crops, elemento chiave con molti altri per raggiungere questo obiettivo, migliorare la fertilità dei terreni e la sostanza organica dei terreni. Oggi molti attori per capire questo. Abbiamo invitato a questa giornata aperta i tecnici e le aziende del progetto LENS, un PSR privato che sta finanziando azioni per l'agricoltura rigenerativa, diverse misure che vanno incontro ai principi dell'agricoltura rigenerativa, che vengono finanziati e che sono parte di un pacchetto completo, olistico, che può raggiungere gli obiettivi che abbiamo prima dichiarato. LENS is a program which works across Europe and creates partnerships between businesses and farmers so they can work together for mutual benefit to look after soils and biodiversity in their region. Con il programma LENS cerchiamo di mettere insieme risorse private e pubbliche e il meglio di quello che può essere l'agricoltura del futuro, che va a braccetto con l'ambiente, che crea paesaggio e territorio e comunità. Penso che sia la cosa fondamentale, perché abbiamo bisogno di futuro per gli agricoltori di oggi e quelli di domani. Il programma LENS, che è fondato da Nestlé Purina, che è lo stabilimento qua a Portogruaro, e dal consorzio Prosecco Doc, insieme in collaborazione con Veneto Agricoltura, con World Biodiversity Association, il Biodistretto delle Venezie e altri soggetti pubblici e privati, sta cercando di promuovere pratiche di agricoltura rigenerativa per rigenerare il nostro territorio, l'agricoltura, l'ambiente, e farli andare insieme in armonia, dando finanziamenti, contrattando con le aziende agricole un giusto percorso di sviluppo verso la sostenibilità, finanziando misure che vanno in quella direzione. Oggi Purina è qui a Valle Vecchia nell'ambito di programma LENS per affiancare le aziende agricole nella transizione verso un'agricoltura rigenerativa come parte degli impegni di Nestlé sulla sostenibilità. Non solo tecnici e aziende del progetto LENS, ma anche le scuole, i giovani ragazzi che stanno cominciando a conoscere questi principi e a capire come vengono applicati nelle aziende agricole, ma anche tutte le aziende agricole del territorio che sono state invitate, e molti tecnici e proprietari di aziende agricole sono qui oggi per capire come valorizzare le colture di copertura. Diversi miscugli sono presentati e i benefici potenziali di ciascun miscuglio e quali problemi può risolvere ciascun miscuglio vengono presentati dai tecnici di Veneto Agricoltura. Si può vedere, e si può vedere poi come utilmente terminare queste culture di copertura, perché un momento chiave per valorizzarle è terminarle e incorporarle nel modo più utile senza perdere sostanza organica, aumentando i vantaggi, ma allo stesso tempo cercando di sfruttare l'umidità dei terreni e seminare subito la cultura principale che deve seguire la cultura di copertura. Quindi scelta giusta delle macchine, scelta giusta dei momenti, scelta giusta della tecnica per valorizzare la biomassa che stiamo dando al terreno, quel nutrimento che stiamo dando al terreno con le colture di copertura. Una cultura di copertura miscuglio graminacea leguminosa, orzo veccia, utilizzato per coprire un terreno povero con elevato contenuto di sabbia, più del 60% di sabbia in questo terreno, e vediamo come, pur essendo meno sviluppata di quello che è in terreni più fertili, il miscuglio copre bene il terreno e sta apportando sostanza organica per invertire la tendenza a perdere sostanza organica e ricominciare a portare sostanza organica in questi terreni più poveri. Quindi
miscugli tarati a seconda delle esigenze e a seconda delle caratteristiche dei terreni su cui andiamo a seminare. Un altro miscuglio tra i tanti in prova oggi, un miscuglio orzo 50%, pisello da foraggio 50%. Diversi scopi per scegliere questo miscuglio. Uno è grande apporto di biomassa, grande apporto di carbonio per aumentare il livello di sostanza organica dei terreni, aumento della biodiversità, ma anche grande capacità di competere con le malerbe. Quindi vedete come questo miscuglio sia fitto, come abbia eliminato tutte le infestanti e quindi ci lasci non solo tanta biomassa ma anche un terreno pulito. Una cultura di copertura deve essere competitiva nei confronti delle malerbe per lasciare i terreni puliti e per darci tutti i vantaggi che noi ci attendiamo dalle culture di copertura.